Non potremo garantire centinaia di corse, situazione complicata. Sono 59 gli operatori sprovvisti di carta verde che domani non si presenteranno al lavoro. Centri tampone potenziati, ma le prenotazioni vanno a rilento. La prova del 9 domani, quando la certificazione verde diventerà obbligatoria. In continuo calo i contagi nelle scuole. Le voci dei trevigiani in attesa del test all'ex dogana di Treviso e alla Zoopass Arena di Conegliano. Tra loro chi ha dei sintomi e chi lo fa per lavorare, ma pagare 15 euro, dicono, è uno sproposito. Una scuola domestica per i figli dei Novax e un sindaco non vaccinato, occhi puntati su Povegliano. Ma il primo cittadino spiega perché non si è immunizzato. Sto facendo, dice, la mia battaglia contro la malattia. Conegliano verso il ballottaggio, domani la chiusura della campagna elettorale. Il PD ha scelto di appoggiare Chiesa, convergenza sui contenuti, Zaia al fianco di Garbellotto, l'uomo giusto per la svolta. Incidente tra un mezzo pesante e un'auto lungo il passante all'altezza di Preganziolo, 2 feriti tra cui un uomo di 60 anni trasportato in elicottero al Cafoncello. Le stalle di Treviso del Veneto in profonda crisi, la metà a rischio chiusura per il crollo del prezzo del latte, mai recuperato, mentre i trasformatori hanno registrato aumenti di fatturato anche del 30%. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque, vigilia di Green Pass, da domani entrerà in vigore l'obbligo della certificazione verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato. E sul fronte trasporti, MOM annuncia che non potrà garantire molte corse. La situazione infatti è complicata, sono 59 gli operatori sprovvisti di Green Pass che domani non si presenteranno al lavoro. La situazione continua ad evolversi di ora in ora, ma una cosa è certa, non potranno essere garantite molte corse. Attualmente sono 59 gli autisti che domani non si presenteranno in servizio, non hanno il Green Pass e non si sono sottoposti al tampone. Delle 3.500 corse al giorno non potranno esserne garantite 548. Questo nonostante, sottolinea il presidente della MOM Giacomo Colladon, siano stati coinvolti nella riorganizzazione tutti i dipendenti in possesso delle autorizzazioni per la guida del bus. Diciamo che per quanto riguarda i servizi scolastici che noi abbiamo in 14 comuni, abbiamo provveduto alla completa tranquillità e quindi abbiamo tutti gli operatori in esercizio. Per quanto riguarda le scuole in ambito urbano sarà garantito circa il 95% totale delle corse, diversa la situazione per le extraurbane. Avremo delle corse che io chiamo non garantite che noi provvederemo già da oggi alle ore 14 a inserire nel sito della nostra società le corse che sono in pericolo. Non solo, la novità arriva anche per quanto riguarda le domeniche. Domani abbiamo l'incontro con l'ente di governo e una delle proposte che faremo è quella di interrompere il servizio festivo, ma non da domenica questa, dalla prossima domenica, perché questo ci permette di avere nei periodi feriali maggiori turni di servizio e quindi più personale disponibile. Una situazione a dir poco difficile. La MOM intanto ha pensato ad un'iniziativa, un bus itinerante che si fermi nelle principali città. Noi gireremo un giorno sì, un giorno no, Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluna, Castelfranco, quindi nelle aree più importanti, per permettere agli autisti che non sono vaccinati di farsi il tampone. La mia speranza, termina Colladon, è che nei prossimi giorni la situazione migliori. Per ora l'invito ai cittadini è quello di consultare tutti i siti della MOM per aggiornarsi sulle corse che verranno cancellate. Ed è partita la corsa ai tamponi e l'ULSS ha potenziato i punti tamponi in tutta la provincia. Non abbiamo l'iperafflusso che pensavamo, siamo arrivati per domani a 159 prenotazioni, quindi direi un numero molto basso. Credo che nel corso della giornata è facile che questo numero possa aumentare. Poche ore all'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro e le richieste dei test antigenici sono partiti a rilento nonostante il potenziamento degli attuali Covid Point. Abbiamo sostanzialmente aggiunto un punto tampone importante oltre quello dell'ex dogana a Treviso, a Villorba, dove facciamo
facciamo le vaccinazioni, da una parte le vaccinazioni ex Mabe, dall'altra parte faremo circa 3.000-3.200 tamponi al giorno su prenotazione chiaramente. Grazie al nuovo rafforzamento potranno essere garantiti 10.000 tamponi giornalieri che saranno effettuati esclusivamente su prenotazione, in modo tale da evitare il tutto esaurito di disponibilità di tamponi e l'assalto alle farmacie e ai centri di medicina privati. L'appello che io faccio a tutti, visto che ci sono i posti, prenotatevi, perché così avete la garanzia di un orario, avete la garanzia del fatto che non trovate e non fate coda. Con l'arrivo della ondata influenzale e i primi 2 casi di influenza stagionale identificati al nord Italia, il vaccino rimane l'unico mezzo per prevenire la malattia. Io consiglio chiaramente di fare i 2 vaccini, ovviamente. Io ho fatto la terza dose la settimana scorsa, come appunto appartenente all'area della sanità e oltre over 60, ma dopo farò anche la vaccinazione antinfluenzale come faccio ogni anno. E io devo ringraziare i medici famiglia che hanno aderito alla nostra richiesta e quindi faranno con noi, ma soprattutto loro, le vaccinazioni antinfluenzali partendo dagli over 60 e naturalmente anche alle persone fragili. E allora siamo andati a vedere com'era la situazione oggi in 2 centri tampone della Marca. Ho già vaccinato, quindi il Green Pass ce l'avevo già, ma ho avuto sintomi questa notte, non sono stato tanto bene, il dottore ha scelto di farmi fare il tampone rapido. Preferisci farsi il tampone, non il vaccino? Esatto. Come mai, se posso chiederla? Diciamo che non mi sono state date abbastanza certezze per fare questo passo, quindi al momento sono abbastanza scettico. Parte a rilento la mattinata al centro tamponi dell'ex dogana di Treviso, nonostante manchino poche ore all'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro, non tutti accedono alla struttura per ottenere il certificato verde. Non sto bene, per precauzione il medico mi ha prescritto il tampone. Perché lei ha già fatto la vaccinazione, corretto? No, per ora no. L'ho già il Green Pass, sono qui perché insomma non sto bene, la dottoressa ha deciso di fare il tampone per precauzione. E tra le macchine in attesa c'è chi ha un pensiero in merito al costo dei tamponi. In altri paesi pagano molto meno e 15 euro è un furto. Lei fa quello rapido o farà quello molecolare? Quello rapido fino a che è possibile. E cosa ne pensa dei 15 euro? Dei 15 euro? Che ce li potevano anche risparmiare. Farà sempre i tamponi quelli rapidi ogni 2 giorni? Al momento sì. E cosa ne pensa dei 15 euro che deve pagare ogni volta? Che sono uno sproposito. Se all'ex dogana di Treviso la mattinata è stata tranquilla, il flusso di macchine alla zoppa Sarena di Conegliano è stato più sostenuto con corsie specifiche per chi ha prenotato il tampone e quelli ad accesso libero. Non posso fare il vaccino perché ho un problema ai polmoni, però non mi danno neppure l'esenzione. Per poter accedere all'ufficio devo appunto sottopormi al tampone. E tra le varie opinioni c'è chi rimane a favore del vaccino. Se noi pensiamo ai vaccini in età infantile che hanno salvato milioni di bambini, non vedo perché dobbiamo fare questa polemica inutile. E adesso andiamo a Povegliano, dove il sindaco spiega la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid e poi sul Green Pass dice non andava fatto. Io sto facendo la mia battaglia per la vita, uso questo termine, e non mi sono fidato di farmi il vaccino, punto. Rino Manzan, sindaco di Povegliano, rispedisce al mittente l'etichetta di Novax e spiega come la sua scelta di non vaccinarsi sia strettamente legata al suo stato di salute. Io ho un problema di salute importante, mi fermo qui. E sto facendo tuttora delle terapie perché ho avuto problemi anche recentemente. Ho visto le problematiche che ho scelto di non vaccinarmi. Io rispetto tutte le misure di sicurezza, continua il primo cittadino, dalla mascherina al tampone ogni 48 ore, ma Mazzan dice no alla misura del Green Pass. Io considero il Green Pass un'invenzione che non andava fatta. Ci deve essere massima libertà, sottolinea ancora il sindaco, non si può costringere qualcuno a fare una cosa in cui non crede. Questa posizione mia, personale, dovuta alle mie particolari condizioni e per quello che ho vissuto in questo tempo, non sono le posizioni della mia amministrazione, è una cosa mia personale
e i miei assessori hanno il diritto di contestarmi da questo punto di vista. In questa visione di libertà, di pensiero e di azioni, il sindaco aveva fatto una proposta ai pochi dipendenti del suo comune non vaccinati. Ho detto, io sono disponibile a pagarvi di tasca mia i tamponi che farete, quelli che saranno. Loro mi hanno anche ringraziato, dice grazie sindaco, provvediamo noi. Cioè, io credo che ci debba essere una sorta di solidarietà tra persone che sono a questo mondo. Intanto proprio a Povegliano in questi giorni, in un'abitazione da anni disabitata, si sono riunite alcune famiglie con bimbi di età diversa provenienti da fuori comune, aderenti ad un'associazione culturale per dar vita ad un modello scolastico alternativo a quello tradizionale. Che vogliono portare avanti esperienze diverse, probabilmente la scuola parentale, che però al momento non c'è ancora da quello che mi hanno riferito. Nei prossimi giorni il sindaco si recherà sul posto. È possibile per i genitori fare la scuola a casa, non so se volessero fare là, però se la fanno lì devono organizzarsi in modo da garantire il rispetto delle norme anti-Covid, che l'abitazione sia a posto dal punto di vista abitativo. Io ho promesso che la prossima settimana vado a vedere la situazione e vedo di capire di più cosa hanno intenzione di fare. E stiamo adesso alla politica in vista del ballottaggio di domenica e lunedì a Conegliano. Alla fine il PD coneglianese, dopo una lunga trattativa serrata, ha scelto di appoggiare Fabio Chies. Convergenza sui contenuti, dicono i Dem. Si lavora per il bene della città. Il Partito Democratico Coneglianese ha deciso di dare l'appoggio e di invitare i propri elettori, pur nella libertà del pensiero e di scelta che ognuno farà, comunque di invitarli a votare per il candidato Chies, in quanto ha incarnato parte del programma che noi chiedevamo. Alla fine l'appoggio del PD coneglianese a Fabio Chies è arrivato a 3 giorni dal voto, un'intesa raggiunta, spiega il segretario locale, dopo aver trovato una convergenza sui contenuti. La famiglia, il dopo scuola, il rapporto con la scuola, poi anche lo star bene, quindi con il giro monticano, con le piste ciclabili. Parliamo del welfare generativo. Quanto a un eventuale ingresso in giunta, i Dem prendono tempo e subito chiariscono. Aspettiamo intanto di vincere, di portare il candidato Chies alla rielezione. Non abbiamo fatto tutto questo percorso per un discorso di poltroni o di posti in giunta. Abbiamo fatto perché ritenevamo giusto che il primo partito di Conegliano fosse artefice del cambiamento di Conegliano. Ai democratici, ma non solo, si rivolge lo stesso Chies. Mi sento di dire che hanno fatto una scelta coraggiosa, una scelta non legata, come qualcuno vuol far passare, a inciuci di vario tipo. Si parlava di apparentamento ed altro. Io ho sempre detto che il mio è un programma chiaro, rivolto agli elettori sia di centrodestra ma anche elettori che si riconoscono in questo programma. Finito il primo turno si apre una nuova partita. Questa nuova partita ci vede ripartire da 0-0 e rivolgerci a tutti. Si tratta di decidere, dice il candidato, tra un programma moderato, il suo, e uno di destra, ma non solo. Vedo che in giro si fanno conferenze stampa in continuazione, vedo tanto cinema, ma come direbbe qualcuno bisognerebbe fare un po' meno ciacco e un po' più lavoro. Noi lavoriamo da mattina a sera per la città, abbiamo un programma ben definito. Infine l'invito a leggere i programmi andando al di là dei partiti. Sono fiero di essere coneglianese, lo sono sempre stato, e soprattutto sono contento che tanta gente abbia riconosciuto il valore di un programma che non è legato ai partiti, quanto invece è legato a un forte radicamento territoriale. Un centro commerciale naturale sul modello dell'austriaca città di Klagenfurt per rilanciare Conegliano, e questa è la proposta dell'altro ballottante a Conegliano, Piero Garbellotto, che stamattina si è presentato ancora una volta con il presidente Zaia. È la persona giusta, dice il governatore del Veneto, criticato l'accordo tra Chies e il PD. I francesi che hanno inventato il doppio turno dicono che al primo turno si votano i partiti e al secondo turno si votano le persone. Noi ci siamo, pensiamo di avere il candidato migliore. Getta il cuore oltre l'ostacolo Luca Zaia nel sostenere ancora una volta la candidatura di Piero Garbellotto a sindaco di Conegliano, l'uomo giusto, dice il presidente del Veneto, per dare una svolta alla città del Cima. Le abbiamo provate tutte noi in questi anni, noi coneglianesi, senza nulla togliere a tutti quelli che hanno amministrato, ci mancherebbe. Però è pur vero che se ancora oggi stiamo parlando di piano Venus, il problema di arretrabilità, dello spopolamento della città, del tema che mancano i parcheggi,
del tema dei negozi che si spopolano, basterebbe andare a Biscione. Se tutto questo ancora è oggetto di campagna elettorale vuol dire che qualcosa non funziona. Allora la soluzione per noi è quella di cambiare totalmente registro. Si chiama Piero Garbellotto la soluzione. E intanto una soluzione Garbellotto la propone per rilanciare la città, un centro commerciale naturale sul modello della cittadina austriaca di Klagenfurt. Conegliano ha la fortuna che per l'80% è collegata già con dei camminamenti al coperto, i famosi portici tradizionali del nostro territorio, e quindi la dobbiamo semplicemente vivacizzare perché torni a vivere. Quindi c'è bisogno di parcheggi scambiatori, c'è bisogno di navette per chi ha difficoltà di ambulatorio. Deve essere chiaramente una città decorosa, pulita, inclusiva, ma è una città che può tornare a vivere. Quanto all'accordo raggiunto tra Partito Democratico e lo sfidante Chies, Garbellotto, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, è tranchant. Trovo discutibile che proprio quella parte del PD che ha contribuito a mandare a casa Chies, anche con poi delle dichiarazioni dure, Chies e la sua giunta, oggi si riavvicini a Chies. È una giunta praticamente simile, è una squadra simile, diremo per favorirlo. Probabilmente alle volte la logica della carega è superiore alla coerenza. Infine l'appello a tutti i coneglianesi. Di andare a votare, perché è un diritto che non è così scontato in tutte le parti del mondo, di andare a votare e di essere artefici del proprio futuro. Cambiamo argomento, le 2.500 stalle del Veneto in profonda crisi, la metà a rischio chiusura per il crollo del prezzo del latte, mai recuperato, mentre i trasformatori hanno registrato aumenti di fatturato anche del 30%. Gli allevatori sono in sofferenza e con questo andazzo praticamente ci troveremo nel giro di poco tempo a chiudere oltre metà delle stalle. Metà stalle a rischio chiusura per il crollo del prezzo del latte pagato ai produttori, avvenuto durante il lockdown e mai recuperato. E Aprola va a lanciare l'allarme sottolineando come lo sforzo compiuto dai produttori durante il picco della pandemia non sia stato riconosciuto. Ci hanno chiesto soccorso i trasformatori e ci hanno ridotto dai 4 ai 5 centesimi. Questi 4 o 5 centesimi non sono ancora rientrati, ma non dico totalmente, ma in certi casi proprio non sono rientrati, e ci troviamo ad avere i costi di produzione che sono aumentati in maniera esponenziale e le aziende stanno andando veramente in crisi veramente paurosa. È incredibile pensare che il prezzo del latte sia inferiore a 25 anni fa. Eppure al dettaglio un litro di latte continua a costare anche 4 volte tanto. Bisognerebbe capire a chi vanno questi soldi che il consumatore tira fuori dalla tasca. La conferenza delle regioni ha chiesto l'intervento del Ministero, che ha stanziato per i ristori 26 milioni di euro. Questi 26 milioni di euro, divisi per la produzione del latte, significa circa recuperare 2-3 centesimi al litro. Forse non sono sufficienti, ma comunque una boccata d'ossigeno, almeno per tornare ai prezzi pre-pandemia. L'impegno ora è quello di far arrivare questi ristori il prima possibile. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. Arresti, denunce e sequestro di stupefacenti al bilancio della maxi operazione dei Carabinieri di Treviso, che ha impegnato ieri sera 100 uomini in tutto il territorio comunale per un'attività di prevenzione e contrasto dei reati. Una nostra pattuglia ha proceduto all'arresto di un soggetto proprio in flagranza di furto aggravato, stava sottraendo della merce dal magazzino di un supermercato. Un 41enne di origini bulgare è stato fermato dopo aver sottratto una quindicina di televisori usati ed alcuni cavi di alimentazione per un valore di circa 3.000 euro. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato di fuggire spintonando i militari, è stato arrestato. Altri 3 giovani sono stati fermati da altre 2 pattuglie qui proprio vicino a Treviso, a Casale sul Sile, in possesso di un arnese, un marchingegno. Probabilmente siamo intervenuti in tempo, perché il sospetto è che stessero per accingersi a compiere un'azione predatoria, un furto. Si tratta di una ragazza di 22 anni e 2 giovani di 20 e 21 anni. Ed ancora 2 pregiudicati di Pederoba hanno sversato alcuni litri di liquido inquinante sul terreno agricolo di un'azienda vinicola della zona. Sono stati scoperti dai carabinieri denunciati per reato di abbandono di rifiuti. Attenzione soprattutto verso la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio, quindi specialmente furti in abitazione, furti in danno delle nostre
attività commerciali numerosissime appunto nella marca trevigiana, e poi l'attività anche di contrasto a quello che può essere lo spaccio di stupefacenti, quindi la diffusione della droga, soprattutto in contesti giovanili. A Possagno è stato deferito un 18enne del posto trovato in possesso di 6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Nel Montebellunese i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica e di invasione di edifici un cittadino di origini marocchine, 55enne, rintracciato all'interno di un edificio privato abbandonato che dopo aver manomesso il contatore si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Incidente questa mattina, poco prima delle 13, che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto lungo l'autostrada A4 all'allacciamento con il passante di Mestre in direzione Trieste. 2 feriti, uno in modo grave, entrambi occupanti dell'auto. Le cause rimangono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre. Sul posto anche i vigili del fuoco, il SUEM con l'elicottero, il soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete. Il traffico è stato fermato per permettere il trasferimento del ferito più grave in ospedale con l'elicottero. La carreggiata è stata liberata e la coda è attualmente in rapido smaltimento. Sempre questa mattina si era verificato un tamponamento senza feriti nella carreggiata opposta in direzione Milano nel comune di Vigonza, causando fino a 8 chilometri di coda. E si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Polo di Piave i funerali di Giovanni di Napoli, il giovane di 26 anni vittima dell'ennesima tragedia sulla strada, deceduto con la sua moto domenica scorsa a Vazzola. Il pubblico ministero della Procura di Treviso non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul corpo e ha dato il nulla osta. Giovanni era molto conosciuto e ben voluto da tutti e saranno molti a voler dare l'ultimo saluto al giovane. Il sostituto procuratore ha disposto un accertamento tecnico per stabilire con esattezza la dinamica, le cause e le responsabilità del tragico incidente, iscrivendo nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale il 33enne che con la sua auto si era scontrato con la Ducati del giovane che sopraggiungeva dalle sue spalle. Si è aperto il processo a carico dei 3 richiedenti asilo accusati di aver provocato i disordini nell'agosto 2020 all'ex caserma Serena di Dosson. Presidio davanti al Tribunale di Treviso degli attivisti del gruppo Caminantes all'apertura del processo a carico dei 3 richiedenti asilo ritenuti responsabili dei disordini dell'agosto 2020 all'ex caserma Serena di Dosson. Un 26enne, un 31enne e un 35enne sono finiti a giudizio, ma gli attivisti del centro sociale Django, che si sono adoperati in questi mesi per la loro scarcerazione, non hanno voluto lasciarli soli. Sono stati accusati di alcuni reati abbastanza pesanti, tra cui devastazione, saccheggio e sequestro di persona. Sappiamo bene che nessuno si è fatto male e le accuse che sono state loro comminate e in più il fatto che siano stati incarcerati immediatamente in maniera preventiva e siano sottoposti ai domiciliari esclusivamente perché associazioni come la nostra, come Caminantes, si sono prodigati per trovare loro una casa, troviamo che sia assolutamente assurdo. I 3 ragazzi, recita lo striscione appeso davanti a Palazzo di Giustizia, avevano solo sete di libertà, ma per gli inquirenti la loro reazione davanti alla quarantena imposta dopo la positività di un operatore andò ben oltre e sfociò in violenza. Noi chiediamo che vengano revocate immediatamente quelle che sono le misure disciplinari nei loro confronti, che venga fatto un processo equo e giusto in cui vengono ascoltate entrambe le controparti e che alla fine del processo, se è necessario, sia comminata una sentenza per queste persone, perché ancora non è neanche stato dimostrato il fatto che siano loro 3 i responsabili di quello che è accaduto all'interno della caserma. Se ricordiamo soprattutto che a causa di questo comunque uno dei 4 ragazzi imputati si è tolto la vita in carcere. E siamo alla pagina con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano anche qui la vigilia dell'obbligo di Green Pass da domani sui luoghi di lavoro e il trasporto pubblico locale sarà costretto ad una riduzione delle corse. Lo si apprende da una nota della provincia dopo che Dolomiti Bus ha comunicato che per motivi non dipendenti dalla volontà aziendale il servizio erogato sarà adeguato alla forza lavoro disponibile. Attualmente su poco più di un centinaio di autisti 22 sono non vaccinati. Sul sito dolomitibus.it giorno per giorno sarà
pubblicato il dettaglio delle corse cancellate. Non si possono escludere disagi all'utenza, ma Provincia e Dolomitibus sono al lavoro per assicurare le corse negli orari di punta e ridurre così al minimo i possibili disservizi, commenta il consigliere provinciale delegato ai trasporti Dario Scopel. Si sta lavorando freneticamente per salvare il trasporto scolastico, mentre sembra certa una riduzione della percorrenza di una parte delle corse riservate ai lavoratori di Luxottica. Intanto 4 Covid point tamponi attivi con la modalità drive-in sono stati attivati per potenziare l'offerta nel territorio dell'ULSS Dolomiti. Orari e modalità di accesso sono stati differenziati a seconda che si tratti di tamponi per il rilascio di Green Pass o di sorveglianza sanitaria. Per i primi a pagamento è necessaria la prenotazione fino al 24 ottobre accedendo allo sportello online del sito ULSS Dolomiti. Successivamente l'esame sarà eseguito ai drive-in di Paludi dal Pago, Feltre, Agordo e Tai di Cadore. Il tampone per il rilascio del Green Pass può essere eseguito anche nelle farmacie del territorio che hanno aderito al protocollo e il cui elenco è pubblicato nel sito auls1.veneto.it. Parliamo adesso di cambiamenti climatici e montagne. Il modello Belluno al centro di un progetto pilota nazionale. Confindustria partner di Enel Foundation, la presidente Berton dice: se vogliamo rimanere nel nostro territorio è necessario conoscere i rischi del clima e le strategie di adattamento. Parlare di clima non è una moda ma una necessità, soprattutto se l'obiettivo è programmare attività umane ed economiche nel medio e lungo periodo, perché se non gestito il cambiamento climatico impatterà molto più del Covid sulla salute delle persone e delle imprese. Vaia è stato solamente forse l'inizio di qualcosa che noi dobbiamo essere in grado di quantomeno gestire, perché poi gli eventi climatici non ne abbiamo il controllo, ma dobbiamo avere il controllo del nostro territorio. Parte da qui il progetto elaborato in rete da Enel Foundation, Venice International University, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e Confindustria Belluno Dolomiti. Abbiamo calcolato quali potrebbero essere le variazioni del rischio, perché questo ci è sembrato un modo molto, speriamo, efficace di farlo. Ognuno di noi ha esperienza diretta degli estremi di clima che ha subito. Il messaggio che noi abbiamo cercato di dare è quello di capire in futuro quanto potranno aumentare o meno i danni da questi eventi estremi. Lo studio, unico a livello internazionale, lancia il cosiddetto metodo Belluno. Qui abbiamo trovato un territorio fantastico con una collaborazione perfetta con Confindustria e i decisori pubblici, ma l'idea del progetto è di creare un metodo. Speriamo che il metodo Belluno possa essere scalabile, siamo certi che sia scalabile, ma dobbiamo trovare le condizioni di collaborazione che abbiamo avuto su questo territorio. Tra i dati emersi dall'analisi dei modelli climatici significativi quelli relativi al futuro prossimo che guarda al 2026. Ci si può aspettare in un futuro più lontano, ma sempre di interesse per un investimento economico, delle riduzioni del numero di giorni di sciabilità dell'ordine anche di 10 o 12 giorni. Il presidente della provincia Padrin plaude all'iniziativa. Per migliorare la qualità della vita dobbiamo cogliere questa opportunità. La fragilità del territorio della provincia di Belluno è sotto gli occhi di tutti. Qui abbiamo l'occasione di fare finalmente prevenzione e di mettere a sistema quello che io sabato ho dichiarato l'esempio del Vajont. Siamo alla politica con la Lega che vede a Belluno in alcune scelte dell'amministrazione Massaro anche una manovra politica in vista delle prossime amministrative. Una caserma passata dal demanio al comune e di cui ora quel comune ne vorrebbe alienare una parte. Il comune è Belluno e la caserma è la Piave. Alla Lega, che a Belluno è all'opposizione, non sta bene. Ci preoccupa il fatto che oggi un bene collettivo della comunità domani possa essere spezzettato e quindi questo spezzettamento andrà a condizionare chiunque governerà dal 2022 in poi, impedendogli di fare scelte libere in campo politico, poiché non si potranno fare scelte collettive su quello che è lo spazio ex della caserma Piave. Nell'ex caserma, i cui lavori di sistemazione continuano e per i quali sono stati stanziati quasi 1,5 milioni di euro, sono ospitate molte realtà, dagli alpini agli scout a gruppi teatrali. La parte che verrebbe alienata, con 500.000 come base d'asta, è occupata da un'associazione islamica che avrebbe già manifestato il suo interesse all'acquisto. No, un risultato politico, intanto perché venga ceduto solo un blocco dove attualmente è in uso a un'associazione culturale
di gente originaria del Marocco. Per carità, pieno rispetto dell'associazione, noi è anzi un'associazione molto attiva sul territorio, per cui noi su questo non abbiamo nulla da ridire. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al meteo. Alta pressione delle Azzorre, dunque sul nostro territorio si prospetta un'altra giornata tranquilla. Vediamo il dettaglio di venerdì 15 ottobre. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto decisamente buono, sarà infatti asciutto e soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Cielo sereno e sgombro da nubi, solo con qualche velatura ma del tutto innocua. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, sempre tanto sole e cielo terso e limpido senza piogge. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non avremo nessuna novità di rilievo, anche qui ampio soleggiamento, cielo sereno o velato, specie sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 5-7 gradi, massime sui 18-19 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.